sono modellini fatti per essere riprodotti in grande. Sarebbe bello poter avere le risorse non di questi piccoli, riprodotti in dimensioni 3 metri, 4 metri, anche 5, eccetera, e sarebbe bellissimo vedere queste. Vabbè, gli chiederemo come è possibile. Questo lo dico solo come presentazione, e non so adesso lei, se vuole lei esprimere, dire qualche cosa, e poi chi l'ha già vista può cominciare a esprimere le sue valutazioni, insomma, così. È un po' difficile, di grande emozione, assumersi l'impegno di inquadrare una mostra di questa portata. Io vorrei dire che, prima di tutto, Annone è stato fortunato di poter ospitare tramite l'amministrazione qui una mostra di questo livello. È di livello eccezionale. Ce l'ha detto questo. Io che sono un po', ovviamente un po' più dentro per mestiere, sento una emozione notevole nel poter, anche una certa ansia, in quanto andare a mettere, diciamo, fare una discussione, andare a intravedere, di andare a cercare di interpretare un'opera di questi maestri che sono storia del nostro paese, storia anche italiana e anche oltre, diciamo, è un impegno e una responsabilità notevole. Vorrei dire che sono anche un po' triste, ma tutti lo sappiamo, non è una novità. Il paese è bello, è brutto, cresciuto, ma non in tutte le direzioni. Il fatto di queste manifestazioni, che possono sembrare così cose adeguate per Venezia, Roma, Parigi, eccetera, eccetera, invece che arrivino anche qui in Annone, è una cosa esorbitante per uno che è dentro, che la sente un pochettino più da vicino, e credo che sia proprio così. Adesso io vorrei intrappolare, innanzitutto faccio una premessa, non vorrei assumere l'atteggiamento del critico. Il critico è già stato, il critico è un professore, un cattedratico, uno che ha razionalità, ha ragione, ha scientificità nell'individuare l'opera. L'artista, il pittore, ha un'altra colazione, un altro modo di vedere e interpretare l'opera, più sanguigno, più immediato, meno razionale, più istintivo, eccetera. Ecco, per distinguere che non, assolutamente, voglio chiarire che non devo prendere il posto di nessuno, resta solo una considerazione, delle osservazioni, che naturalmente per inquadrare un problema così vasto va a finire che si rischia di diventare lunghi e noiosi, però se non si va un po' a intrappolare delle considerazioni in base di lunga data, diciamo, non si arriva sicuramente a fare il punto, a fare un minimo di considerazioni sull'opera, sulle varie opere, sui vari stili, eccetera. Ecco, non vorrei peccare in questo, perché quando si è arrivato un po' mi avvertite di terreno, basta, finisca che ci è arrivato una scoccia. Ma non è possibile entrare in un'argomentazione così complessa se non si entra un po' in una dialettica che è un po' astiosa, difficile in apparenza, perché poi dopo tutto si risolve i sentimenti, i valori, le significazioni, resta un fatto umano, non resta un fatto culturale scientifico, resta l'istintività, la percezione, l'amore, la lotta, la battaglia, le sociali, eccetera, eccetera. E qui abbiamo degli esempi notevolissimi di grandi maestri, di grandi professori, di grandi inventori, che vanno visti sotto questa ottica, perché sennò allora la mostra non varrebbe niente. Abbiamo uno spazio architettonico molto dignitoso, molto importante, e ospitiamo dentro questi artisti di elevata portata. Hanno girato il mondo, hanno fatto parlare di loro in tutto il mondo, nel modo più assoluto, e quindi averli qui, come dicevo prima, è un grande onore. Allora, come si può inquadrare una mostra così impegnativa? Allora, dovete lasciarmi fare un escurso su quella che è un po' la storia, bisognerà stringerla, ma bisogna andare a ricavarne il perché di tutti questi fenomeni, queste mode, questi stili, questa miriade di modi di esporre il problema, e uno a
contrario degli altri, eccetera. Allora bisognerebbe andare a pescare un po' sulla storia dell'arte, che è qualcosa che io ho letta, l'ho studiata, l'ho verificata, l'ho sperimentata anche come pittore. Però bisogna andare alla fine dell'Ottocento, nel periodo, alla fine del neoclassico, quando lì si è rimosso tutto un sistema di comportamenti, eccetera. Bisogna andare a rivedere da quel periodo di partenza il perché si sono nate tutte queste evoluzioni, queste dinamicità di rappresentazione, che non si arriva più a fare il punto. E allora bisogna andare alla rivoluzione francese, agli inizi dell'Ottocento, fine dell'Ottocento, inizio dell'Ottocento, quando c'è stata questa grande battaglia, questa grande rivoluzione per riscattare l'individualità, è arrivato la filosofia dell'individualismo, del liberalismo. Cioè, la società aveva bisogno di essere liberata da che cosa? Doveva essere liberata da quelle che erano strutture già ormai coordinate, organizzate e che prevaricavano in un certo qual modo l'individuo, eccetera. E questa rivoluzione francese, con questo liberalismo, ha dato le premesse all'individuo, è nato l'individualità, non nata di conseguenza, proprio condizionata, obbligata in qualche forma. L'Ottocento cosa raffigurava? Era una società aristocratica, una società che stava bene, che era innamorata del bello, dell'assoluto, era interessata ad andare a cercare nell'antichità le bellezze greche, eccetera. E quindi, perché era una società strutturata. Gli artisti in quell'ambito erano già ormai organizzati, avevano delle committenze, delle collocazioni, lavoravano per la Chiesa, per l'aristocrazia, facevano ritratti, raccontavano storie, insomma, e erano ben inseriti. Uno si trovava isolato, in fondo erano tutti artisti prevalentemente di categoria di formazione borghese, di piccola borghesia, quindi erano anche preparati, erano anche inoltrati, eccetera, Parigi, eccetera, insomma. E erano in grado di individuare, di comprendere, di interpretare e vivevano su se stessi queste nuove filosofie, per esempio, non so, il relativismo, le grandi ricerche scientifiche di Einstein, ma poi c'era una grande ricerca filosofica sul relativismo di Einstein. Ecco, loro non avevano neanche il bisogno di andare a conoscere il relativismo di Einstein, ma lo vivevano di persona, che era tutto relativo, era tutto indifferente. Loro non avevano più nessuna capacità di proporsi. Ecco che allora si ritiravano nel mito, nella simbologia, eccetera, eccetera. Da quel periodo sono partite tutte, mi ripeto, sono partite tutte queste nuove premesse, in piena libertà, di un liberalismo per modo di dire, perché in effetti non era liberalismo, era tutto un susseguirsi di sistemi che si riconcatenavano a vicenda e poi prevaricavano, eccetera, però l'artista in sé rimaneva da solo. Là sono partite le premesse che anche noi qua adesso, questi nostri artisti, ne risentono moltissimo, hanno subito queste influenze, le vivono tuttora, le reinterpretano, ma partono da questa cultura della fine dell'Ottocento, con il famoso decadentismo clinico, per esempio, l'austriaco, eccetera, eccetera. Non vado a far tanti nomi, che già se no ci complichiamo la vita. I famosi, le culture estetiche portanti dell'inizio del secolo. Facciamo dei punti così chiave, diciamo. E lì c'è, da questo impressionismo, che c'era la paesaggistica, c'era il neo-impressionismo, dove noi abbiamo ereditato tutte queste figurazioni così del paesaggio con tutti i valori coloristici, eccetera, eccetera. Sono nate poi proprio nel finale una crisi psicologica. La psicoanalisi nasce proprio da questi fenomeni. Freud, no? Ha lavorato moltissimo proprio sugli artisti per andare a individuare proprio le motivazioni sociali, il costume, il clima, il perché di questa depressione psicologica della società, perché sta parlando della società, non sta parlando del singolo artista. L'artista poi ha puntualizzato, ha determinato certi punti di riferimento che si sono storicizzati poi, no?
da una paesaggistica che risaleva ancora al neoclassicismo, eccetera, si è arrivati ad un certo simbolismo. Il simbolismo, per esempio, di Van Gogh, che allora manifestava questo stato d'animo così complesso, così drammatico, così complicato, diciamo. Per esempio è venuto il simbolismo, dal simbolismo sono venute l'espressionismo figurativo, Monet, eccetera, che andava a cogliere via. Poi è venuto l'espressionismo astratto. Picasso ha deformato a seguito di Cézanne, che è il grande promotore del cubismo, lui l'artefice quando faceva il grande Monte Victor ad Arles in Francia. Picasso, Braque, eccetera, ha cominciato a scomporre il paesaggio, lo hanno scomposto, lo hanno strutturato geometricamente, lo hanno ricomposto ancora per poterlo rivedere in forme diverse, per manifestare appunto, perché l'artista in sostanza voleva miticizzarsi, voleva riproporsi, diventare di nuovo personaggio, interprete. E si erano tutti arrivati a una esasperazione che ognuno cercava per se stesso di combattere per riproporsi in maniera nuova, no? Perché erano finiti nel nulla. Picasso ha fatto, poi ci sono anche delle risonanze, eccetera, hanno individuato il cubismo. Per esempio noi qua italiani, il grande De Chirico ha individuato la metafisica, che si richiama sempre agli stessi stati d'animo, sempre allo stesso malessere. Il bisogno di non più raffigurare, per esempio il danno che hanno subito oltre a questi fenomeni di natura filosofica, sociologica, eccetera, anche la tecnologia ha scompensato in maniera totale l'arte in genere, perché per esempio la fotografia, l'artista dell'Ottocento, eccetera, nel periodo di 100 anni, 150 anni, ha lavorato, poi anche andando indietro, nel Rinascimento, nel Cinquecento, eccetera, aveva un ruolo fondamentale nel fermare l'immagine, il personaggio, il Papa, eccetera, il governatore, e via dicendo, insomma, no? E aveva un ruolo anche di grande prestigio, perché ci guadagnava parecchio, era inserito negli alti, di un ceto sociale elevato, diciamo, no? Con l'evento della fotografia, con l'evento del liberalismo, di questa nuovo modo di interpretare l'arrivo del quarto stato, la socializzazione, cioè una socialità associata, inquadrata, eccetera, che era già in fase evolutiva, eccetera, ha disfatto completamente questi personaggi che erano un po' ci stavano anche bene dentro il sistema. E così per esempio anche De Chirico di conseguenza a tutti questi stati d'animo è stato un grande interprete mondiale che ha attivato poi il surrealismo, e lui ha fatto la metafisica, dove c'erano personaggi surreali che non avevano stabilità, che provocavano uno stato d'animo di disagio, di disturbo, da interpretare in nuove visioni. Poi ci sono il futurismo, per esempio, un altro grande movimento di Marinetti, eccetera, che dinamicizzava le forme, perché siccome c'era la tecnologia, c'era un avanzamento notevole del capitalismo, con la rivoluzione francese che volevano denigrare a tutti questi privilegi, eccetera, poi automaticamente si è rimosso tutto un altro meccanismo e sono ritornati in sostanza che andavano a imitare la società, prima ha battuto l'aristocrazia e poi andava a copiarla perché c'era la poesia che voleva fare quello che faceva l'aristocrazia. E così tutto un sistema che si riordina di nuovo e va a reprimere in qualche maniera quelli che erano le illusioni di un certo illuminismo. Marinetti ha inventato in qualche maniera, ha individuato il movimento, una certa rappresentazione dinamica, e non c'era più il caso di vedere la figura statica con lo stato d'animo simbolista di Van Gogh, eccetera, ma era una visione dinamica, di movimento, di evoluzione. La società stava andando velocemente verso il progresso e lui era un interprete di questa maniera che ha segnato molto. Per esempio il dadaismo con Marcel Duchamp, che è storico e enormemente famoso,
questo francese, che cosa ha fatto? In tempi che c'era ancora la rappresentazione, Van Gogh che faceva così, Picasso che faceva, ma era ancora pittura, era ancora questo dadaismo che è venuto proprio all'inizio del secolo 1909, 1910, eccetera, sempre nel contesto di tutti quei dinamici modi di vedere. Questo signore qui ha fatto Le Marie, mi pare, una grande struttura, una grande vetrata, no? Che è geniale, inventore grandissimo, e ha messo in crisi tutte le rappresentazioni del passato, considerando concettualmente il senso che niente può essere stabile, può essere di equilibrio, può essere di rappresentazione e di proposizione in una società così decadente, così rovinosa, eccetera. Allora a questo punto lui prende una grande finestra con un grande vetro, dopo elaborato, eccetera, ma nella sua inutilità rappresentativa dalla vecchia considerazione dell'arte, e poi la spacca. E quindi un vetro spaccato, rotto, no? E lo espone nel salone a Parigi, dove c'erano degli incontri più determinanti della ricerca dell'arte, eccetera, e fa questa cosa e ha un successo notevole perché hanno individuato, hanno capito che questo personaggio era un artista, ma era anche un uomo, era società, era pensiero e esprimeva uno stato d'animo sociologico e dirompente, e ha spaccato tutto, e così è nato il dadaismo, dopo abbiamo fatto, eccetera, con i sviluppi successivi. Ecco, questo è il primo periodo della dichiarazione della morte dell'arte, che nasce praticamente alla fine dell'Ottocento, e come abbiamo detto c'è tutto questo marasma di movimenti, di idee, di contrasti che nessuno capisce più niente, però è una rivoluzione che ha determinato tutta la storia del Novecento, ma in una maniera stravolgente, perché dicono grandi studiosi che il Novecento ha superato di gran lunga tutta la storia millenaria dell'arte per dinamica, per progresso, per eccetera, eccetera. Se magari ci muoviamo un po', sì, bravo. Ma questo è la ragione di queste cose, e grazie a Mami. Nel dopoguerra praticamente sono le pitture gestuali, le pitture americane, le pitture dinamiche che continuano a muoversi in questa direzione, sempre della ricerca, eccetera, e significando altre considerazioni, altri punti di vista. Ecco, questa è la prima fase, diciamo, dell'arte. Poi un altro grande momento storico della dichiarazione dell'arte, la morte dell'arte, è negli anni 68. Negli 68 noi abbiamo la Biennale di Venezia, eccetera, dove vanno a riprendere gli stessi ragionamenti, le stesse velocità sera riorganizzata di nuovo tutte queste cose, no? E i giovani di allora, del 68, non erano d'accordo e volevano abbattere tutto. Noi, gli biennali qui veneziani, in giro per il mondo, Parigi per primo, si andava a vedere delle mostre che non erano a vedere performance. C'era una scultura, facevano una bella scultura e poi andavano con la mazza e la spaccavano. Quella era lo stato d'animo di allora. Adesso qui, questo era negli anni 68, adesso la nuova globalizzazione, tutto che viene coinvolto, viene pianificato, viene omologato, eccetera. Abbiamo un'arte che fa tutti i ragionamenti, va a cogliere gli spunti di tutto questo percorso di 100 anni, eccetera, ma si trova un po' pianificata, un po' uguale. Se noi andiamo a prendere, non so, un artista contemporaneo di Tokyo, un cinese, prendiamo un africano e prendiamo un romano, li mettiamo qui, hanno lo stesso linguaggio. C'è un'omologazione, c'è un appiattimento, un abbassamento della qualità sotto certi aspetti, perché la comunicazione con tutti questi mezzi ti hanno portato a creare un pensiero relativamente unico. Questi sono problemi non indifferenti. Oggi, tutto sommato, abbiamo problemi ancora maggiori quando questa globalizzazione ti mette nella condizione di
di capire che l'arte oggi è strutturata nella pubblicità, nella speculazione, nell'industrializzazione dell'essere rappresentata, ma tutto sommato, da un punto di vista così dei valori, è morta più di alla professore, perché non c'è più proposizione, lo spirito, cioè, le materie, le tecnologie, la conoscenza sono egregiamente evolute, ma dal punto di vista del singolo, come accennava Enzo Santesi, che diceva abbiamo bisogno di andare alla caccia dei nuovi simboli come antidoto a quella che è la nostra crisi della società, che è rimasta così ingabbiata in un sistema, in una specie di Babele piena di idee, di meccanismi, ma tutto sommato comprensibili, e quindi ognuno va per conto suo. Ecco, questo mi dispiace di averla fatta lunga, ma era indispensabile per poter fare un ragionamento su queste cose, perché se no ci si perde. Una volta premesso quello che è tutto il meccanismo, il marasma dell'evoluzione del pensiero, eccetera, dell'arte moderna, diciamo tra virgolette, in senso molto, molto così alla mano, allora possiamo avvicinarsi un po' di più a questi lavori di questi artisti, eccetera. Questo qui sarebbe un discorso che se vogliamo fare, no, se vogliamo, perché sennò non avrebbe ragione di essere, possiamo fare una carrellata delle considerazioni, un minimo di lettura da ognuno dal proprio punto di vista, e io lo faccio come pittore, non certo come valutazione, come critica, ma come impressione delle opere. Possiamo cominciare.